Buon pomeriggio amici di Sport Sicily. Oggi 17ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Siamo in diretta dallo stadio comunale Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi scendono in campo San Giorgio Piana contro Folgore Calcio Castelvetrano. Andrà Camarà a battere questo calcio di punizione, posizione pericolosissima. Camarà parte col destro, la mette in mezzo! Calcio di punizione, è arrivato in su di testa. Vediamo chi andrà alla battuta, giocano corto, calcia da lontanissimo. Bella l'idea di Visconti, ma trova un pizzolato attentissimo. Sarà Camarà, mette in mezzo, sguscia via il pallone, sarà rimessa dal fondo. A favore del San Giorgio. Calcia da lontano, da fuori aria. Il numero 11 Pisciotta trova un Lamin attentissimo. Parte Pace col destro, deviazione, calcio d'angolo. Chiude attentissimo Tricoli. Capitan corso, ancora Torres, entra in aria Torres col mancino. Non trova lo specchio della porta, occasione San Giorgio. Sbagliata Gomez, c'è anche Priola, batte Touré in mezzo, di testa, impatta indosso, non trova lo specchio della porta. Attenzione alla ripartenza, Capitan corso, Gomez a innescare il movimento del compagno, esce Lamin, pericolosissimo l'intervento di Lamin, ma ancora Castelvetrano con Tarantino, ancora Tarantino, c'è fuori dai pali Lamin e rientra subito. Visconti, Torres col tacco, bellissimo l'intenzione su Pace, la mette per la terra, attenzione Pace, arriva anche velocissimo dall'altra parte, la mette in mezzo, calcio di rigore, a favore del San Giorgio. Parte col destro, Torres e la parata di Pizzolato! Butta via questa occasione Torres! Ancora parte il capitano, di testa provato Tricoli, palla fuori, Pizzolato che posta la barriera, corso con lo scavetto, ancora Pizzolato attentissimo, esce, finisce qui, triplice fischio, 0-0, partita bellissima tra San Giorgio Piana e Folgore Calcio Castelvetrano.